Ha preso servizio in questura il commissario capo della Polizia di Stato, dottor Giovanni Franco, che subentra quale funzionario addetto alla squadra mobile al commissario capo della Polizia di Stato, dottor Vincenzo Di Piazza, che dopo quasi 4 anni di permanenza ad Agrigento è stato trasferito al compartimento Polizia Postale di Palermo. A presentarlo il questore di Agrigento. Il dottore Franco ha 31 anni, originario di Mistretta, ennese di adozione, con in tasca l'abilitazione alla professione di avvocato. Proviene dalla questura di Imperia, ove veniva assegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine della frequenza del 105° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia. Alla questura di Imperia ha ricoperto incarichi presso l'ufficio di gabinetto, la squadra mobile e presso i commissariati di pubblica sicurezza di Sanremo e Ventimiglia. Il funzionario è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Enna e ha conseguito un master di secondo livello in scienze della sicurezza presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Dottor Giovanni Franco prende oggi incarico qui ad Agrigento come commissario capo. Ecco, con quale spirito arriva in una città sicuramente dalle tante problematiche, come anche la provincia? Diciamo che per me è motivo, come dicevo, di grande orgoglio essere stato trasferito a questa questura e a questa squadra mobile. Sicuramente da sempre apprezzate e da sempre importanti, quindi sono certo che qui avrò modo di fare un'ottima esperienza. Sono particolarmente felice di questo incarico. Qualcosa sul suo passato, sulla sua esperienza che metterà a frutto sicuramente nella nostra città? Io provengo dalla questura di Imperia, dove ho prestato servizio per 1 anno. Dopo essere stato incardinato presso l'ufficio di gabinetto ho fatto qualche esperienza presso i commissariati di pubblica sicurezza di Sanremo e Ventimiglia e da ultimo presso la squadra mobile. Quindi pur con realtà territoriali differenti sicuramente ci sarà modo poi di poter approfondire quelle che sono state le esperienze appena trascorse. Già ai primi giorni è arrivata una buona notizia con degli arresti. Beh, diciamo, se nasce così l'esperienza, quindi nasce sotto i migliori auspici, speriamo di proseguire per questa strada.